Bundifrus, o soy la maestra Anna. Buongiorno ragazzi, sono la maestra Anna e oggi parleremo del fiume Tagliamento. Il fiume Tagliamento è il fiume più grande del Friuli e in friulano si chiama Tiliment. Il Tiliment nasce nelle montagne, più precisamente nel passo della Mauria, che è vicino alla regione Veneto. Poi corre verso est, cioè verso destra, per poi scendere dalle montagne, percorrere tutta la pianura e alla fine del viaggio arriva in mare, nel nostro mare Adriatico. In friulano si dice che il Tiliment al nas taimons, al cor in tala planure e al finis in tal mar Adriatic. Provate a ripetere con me. Il flum Tiliment al nas taimons, al cor tala planure e al finis in tal mar Adriatic. Bravi ragazzi. Il fiume Tagliamento è lungo, percorre ben 173 chilometri, che è tantissimo, e per studiarlo bene come dei bravi studiosi dobbiamo sapere che è diviso in tre parti: l'alto, il basso e il medio tagliamento. Il Tiliment ha tanti musis, il tagliamento ha tante facce. Quando nasce nell'alto corso, nell'alto tagliamento, è sui monti e l'acqua corre più veloce in un letto più stretto, come se fosse una grande roggia, un fiume molto energico. E un po' perché lui scende dalle montagne, quindi ha un livello più alto, ma pian piano arriva nella pianura e nella pianura lui trova più spazio e si allarga, ma si allarga in una forma molto bella, si allarga con dei rami. Guardate la figura di mezzo, la foto di mezzo. Vedete, non è un fiume unico, ma fa tanti rami, crea degli isolotti, ci sono dei pezzi di fiume più grandi, dei pezzi di fiume più piccoli e ogni giorno cambia forma. Il Tagliamento è un fiume speciale perché voi lo vedete correre in superficie, ma in realtà lui corre anche sottoterra perché è fatto di sassi ed è di origine calcarea. Vuol dire che sotto ci sono delle grotte e lui corre un po' anche sotto. Quando noi non lo vediamo, a volte è perché non c'è acqua, perché non ha piovuto, perché le montagne non gli hanno dato l'acqua, un po' perché sta correndo sottoterra e alla fine nella terza foto si vede il mare. Vedete quella striscia azzurra sul fondo che non si riesce neanche a distinguere fra cielo e mare, ma laggiù in fondo c'è il mare Adriatico. Siete mai stati a Lignano? Beh, è laggiù che il fiume Tagliamento finisce e nel corso inferiore, nella parte più bassa, il fiume ha la tipica forma di fiume più uniforme, più unito, ed è lì che lui sfocia, che vuol dire che finisce. Quindi per il friulano diciamo che, ripetete con me, il Tiliment ha le dividut in tre parts: alt, medio e bas. Alt in taimons, medio tala planure e bas prime di riva al mar.
Perché si chiama tagliamento? Il tagliamento è un fiume che da secoli e secoli ospita degli alberi, ma non alberi normali, sono degli alberi che si chiamano tigli. Sono alti, con tantissime foglie verdi e hanno una forma molto tipica. Questi alberi si chiamano tigli e loro tutti insieme negli anni hanno suggerito il nome tagliamento. Il fiume. Quando noi guardiamo il fiume, e per chi non l'ha visto, guardiamo le fotografie, possiamo notare che il suo letto, più scientificamente il suo gretto, ma sempre quello vuol dire, il letto del fiume, cioè quello che c'è sott'acqua, non è solo terra, non è solo fango, ma per il 90% è composto da sassi, sassi bianchi, sassi grigi, ma quelli sono sassi. E lisci perché? Chi sa rispondere? Perché l'acqua correndo ha preso con il tempo le rocce della montagna e un pezzettino adesso, un pezzettino dopo, le ha rese più piccole e con lo scorrere dell'acqua ha creato dei sassi di varie forme perfettamente lisci. Il letto del fiume o tutta la zona del fiume in friulano si dice grave, che è un po' l'ambiente del fiume. Guardate bene nelle foto, ci sono anche delle zone con della vegetazione, piccoli alberi, piccoli cespugli, ci sono delle zone sabbiose con una sabbia chiara che non ha nulla da invidiare a Lignano. In friulano possiamo dire a tor dal flum a e la grave. Intorno al fiume c'è un ambiente che si chiama grava. Perché si chiama fiume selvaggio? Il fiume Tagliamento è l'ultimo grande fiume che scorre libero da quando nasce a quando finisce in mare, senza che l'uomo lo abbia modificato. Di solito l'uomo interviene con i fiumi, gli mette degli argini, gli cambia il percorso, ma il fiume Tagliamento è un fiume fortunato. Nei secoli l'uomo gli ha sempre voluto tanto bene e l'ha protetto, permettendogli di nascere, correre e finire in mare con i suoi tempi e con gli spazi che preferisce. Ora vi faccio vedere i colori del tagliamento. Come vi ho già detto, il tagliamento ogni giorno ha una faccia diversa e che tu vada nell'alto, nel medio, nel basso tagliamento troverai sempre dei bellissimi paesaggi diversi. Guardate. Hanno tutte lo sfondo delle montagne, i sassi bianchi e piccola vegetazione, ma tutte hanno un'immagine diversa. Questo è uno dei ponti che l'uomo ha costruito per unire i paesi divisi dal fiume Tagliamento. E con questa per ora è tutto, ma continuiamo con un piccolo video. Aspettate,